Bene, gloria a Dio, pace del Signore a tutti, eccoci ancora qua per condividere ancora la parola del Signore, per stare un po' insieme e vogliamo ringraziare il Signore perché siamo qui, anche se stiamo vivendo questo periodo di quarantena, possiamo dire grazie Signore perché stiamo bene, la tua mano è su di noi per proteggerci e vogliamo continuare a pregare il Signore in famiglia, così come siamo nelle nostre case, vogliamo riunirci tutti insieme, i membri di famiglia, vogliamo condividere la parola del Signore, vogliamo insieme stringerci attorno all'Iddio fedele che serviamo. Gloria a Dio. Bene, senza indugio, vogliamo condividere e leggere insieme un passo della parola, così come la troviamo scritta nel Vangelo secondo Marco, capitolo 4. Leggeremo dal verso 30 fino al verso 41. Marco, capitolo 4, dal verso 30 fino al verso 41. Diceva ancora: a che paragoneremo il regno di Dio o con quale parabola lo rappresenteremo? Esso è simile a un granello di senape, il quale, quando lo si è seminato in terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra, ma quando è seminato cresce e diventa più grande di tutti gli ortaggi e fa dei rami tanto grandi che all'ombra loro possono ripararsi gli uccelli del cielo. Con molte parabole di questo genere esponeva loro la parola secondo quello che potevano intendere. Non parlava loro senza parabola, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. I discepoli, congedata la folla, lo presero così com'era nella barca. C'erano delle altre barche con lui, ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che noi moriamo? Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri: chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono? Gloria a Dio. Fin qui la lettura della parola del Signore. Abbiamo letto nel versetto 30 che Gesù parlava in parabole a quanti lo ascoltavano e parlava di similitudini con argomenti semplici. La parabola è un racconto semplice, è un racconto che chiude un significato profondo, racchiude. E riguardo al regno dei cieli, Gesù diceva: a che paragoneremo il regno di Dio o con quale parabola lo rappresenteremo? Esso è simile a un granello di senape. Gloria a Dio. Sì, il regno dei cieli, quello che ne consegue, è paragonato qui da Gesù come qualcosa di molto, ma molto piccolo, che viene seminato nella terra. È un seme piccolissimo che viene seminato nella terra. La terra siamo noi siamo terra. E questo seme prezioso, così piccolo,
È la parola di Dio che abbiamo udito in modo semplice, a volte una parola semplice, a volte una frase, a volte un discorso, a volte un sermone. Qualcosa è entrato dentro di noi da quello che abbiamo ascoltato. Bene, quello che è entrato dentro di noi della parola di Dio, anche se qualcosa di molto ma molto piccolo, secondo la ragione umana, forse anche una sola parola, può produrre per la grazia di Dio, per la potenza di Dio, frutto in noi che non siamo niente, siamo terra davanti a Dio. E per la sua grazia questo piccolo seme può produrre qualcosa di grande. Può produrre un frutto che è più grande quando cresce, quando matura, diventa più grande di tutti gli ortaggi e fa dei rami tanto grandi che all'ombra loro possono ripararsi uccelli del cielo. Ecco, quindi da qualcosa di molto piccolo può crescere, può maturare qualcosa di molto grande alla gloria di Dio. Possiamo diventare alberi fruttiferi, pieni di frutto. E qua dice che servono anche di riparo agli uccelli, quindi qualcosa che poi può servire di utilità anche ad altri che hanno bisogno della parola di Dio e della grazia di Dio. Quindi non disprezziamo le cose piccole, a volte i pensieri piccoli, a volte un incoraggiamento che viene da parte del Signore, a volte anche una semplice lettura della parola di Dio. Quello che ascoltiamo, se viene da parte di Dio, e può essere per noi qualcosa di piccolo, un piccolo seme, può produrre qualcosa di grande, di meraviglioso nella nostra vita. Gloria a Dio anche per queste piccole opportunità che abbiamo. Non posso fare grandi sermoni, non ne sono neanche capace di fare grandi sermoni. Gloria al Signore, ma piccole cose che possono essere utili. Una parola che viene da parte del Signore può essere utile per far crescere la nostra fede, per far crescere anche qualcosa di buono in te che ascolti. Ancora la parola di Dio, quella parola che viene dal cielo e che Dio manda, non torna mai a vuoto indietro, ma produce sempre l'effetto per cui Dio l'ha mandata. Gloria al Signore. È come la pioggia del cielo che scende dal cielo, annaffia la terra e non torna a vuoto indietro la pioggia, ma produce beneficio per la terra che viene annaffiata. Poi dopo questa, possiamo definire la predicazione da parte di Gesù, Gesù obbliga, tra virgolette, chiede, ma sembra quasi un ordine che dà Gesù ai suoi discepoli. Dice loro: passiamo all'altra riva. Sale sulla barca, leggiamo, i discepoli hanno preso Gesù così com'era nella barca e iniziano questa navigazione. Gesù si mette a dormire sul guanciale a poppa della barca. A un certo punto succede che durante la navigazione arriva la tempesta. I discepoli, come sicuramente sapete, erano dei pescatori. Quindi erano abili nel governare l'imbarcazione, nel guidare la barca, abili anche nel... Chissà quante giornate tempestose hanno vissuto nella loro carriera di pescatori, nel loro lavoro di pescatori. Quindi non dovevano essere né impauriti né sorpresi, ma quella tempesta è stata tale da produrre in loro paura. Vanno dal maestro che sta dormendo e lo svegliano bruscamente. Credo di immaginare che non sono stati molto sottili e gentili nel svegliare Gesù, ma in quel momento la situazione era tale che richiedeva urgenza.
Maestro, non ti importa che noi periamo? Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Ora, a volte nella nostra vita può accadere che all'improvviso viene una tempesta mentre siamo in navigazione. Ecco, questa navigazione rappresenta un po' il passaggio di noi tutti, da un posto, da una partenza, e poi dobbiamo arrivare alla fine, quindi all'altra riva. Quindi siamo di passaggio, e durante questo percorso, questo cammino, questo passaggio, questa navigazione, ci sono degli imprevisti, delle tempeste che possono toccare la nostra vita e possono anche impaurirci. Gloria a Dio, se nella nostra barca c'è Gesù, possiamo stare al sicuro. Alleluia. Amen. Vorrei sentire da tutti voi questo amen, cioè così sia. Siamo d'accordo con quello che tu dici. Se nella nostra vita c'è Gesù, se nella barca c'è Gesù, allora nessuna tempesta potrà farci affondare. Ora, i discepoli che fino a quel momento erano stati con Gesù, avevano condiviso tanto tempo con Gesù, non si erano ancora accorti di chi fosse realmente il Signore. E credo che Gesù, quando sale su quella barca, già sapeva quello che doveva accadere. Era tutto previsto, perché nulla può sorprendere Dio onnisciente, Dio che sa ogni cosa. Gesù è Dio. Fratelli e sorelle, quindi quell'esperienza era forse un'esperienza necessaria per i suoi discepoli, per quelli che dovevano stare ancora con lui e che dovevano collaborare con lui, ai quali poi successivamente avrebbe affidato la guida, tra virgolette, spirituale della Chiesa. Quindi dovevano essere preparati in qualche modo a conoscere ancora di più Gesù. Ed ecco che quell'esperienza, quando Gesù dice passiamo all'altra riva, Gesù sa quello che stava per succedere e quello che i discepoli dovevano imparare. Ora, dalle difficoltà noi dobbiamo trarre sempre una lezione. In quel contesto i discepoli dovevano capire che Gesù è il Signore, che tutto è nelle sue mani, che se c'è Gesù, alleluia, nulla potrà mai accadere di male, che Gesù è il protettore, colui che protegge i suoi, che Gesù ha tutto nelle sue mani, ha l'autorità, il potere di poter dire al vento, al mare, alla tempesta: taci, calmati, e così avviene. Alleluia. Dovevano capire, vedere la gloria del Signore Gesù, ed hanno avuto modo di vedere la gloria di Cristo proprio in quella tempesta, in quella difficoltà. I discepoli volevano in qualche modo rimproverare Gesù: Maestro, ma non ti importa che noi moriamo? Alleluia. Ma poi è Gesù che rimprovera i suoi discepoli, dicendogli: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Alleluia. Io spero che nessuno di noi sia pauroso, perché avere fede vuol dire anche, tra le tante altre cose, non avere paura. Se abbiamo fede, crediamo pure che il Signore ha il potere e l'autorità di liberarci, di poter intervenire, e lo farà. Gloria al Signore, e lo farà. Alleluia. Quindi voglio invitarti, tu che ascolti, caro amico, se stai attraversando un tempo di tempesta particolare nella tua vita, oltre quello che è la circostanza oggettiva che tutti noi viviamo, come questo periodo di coronavirus che ci tocca tutti, ma oltre questo, forse se stai vivendo un periodo di inquietudine, alleluia,
fai entrare Gesù nella tua barca, fallo salire nella tua barca, fallo entrare nella tua vita e vedrai che il Signore acquieterà ogni tempesta. Alleluia. Quindi gloria al Signore per questa parola, ci rassicura, ci conforta, alleluia, e spero che abbia toccato anche il vostro cuore, così come ha toccato il mio quando l'ho letto. Alleluia. Ho detto: Signore, grazie perché sei fedele. Ma poi mi sono messo anche a riflettere, no, su questo fatto che Gesù dormiva. A volte ci sembra, abbiamo l'impressione che Gesù dorme, che non stia vedendo il nostro stato. Abbiamo l'impressione a volte che Gesù stia facendo altro, non si sta accorgendo delle nostre peripezie, delle nostre difficoltà, di quello che stiamo vivendo attorno. Alleluia. Allora svegliamo Gesù con la preghiera, andiamo ai piedi del Signore. Gloria al Signore. A volte abbiamo bisogno di fare un'esperienza reale con il Signore, perché ci siamo assopiti spiritualmente, perché la nostra fede si è affievolita. Svegliamo Gesù con una preghiera forte, impellente, profonda, con un grido che viene non dalla voce, dalla gola, ma un grido che viene dal profondo del cuore. Ecco, questo è svegliare il Signore. Alleluia. Certamente il Signore si sveglierà, si alzerà, ordinerà la pace nella tua vita e pace avrai. Gloria al Signore. Bene, adesso vogliamo pregare insieme il Signore. Mi piace concludere sempre con una preghiera. Alleluia. Vogliamo chiudere gli occhi, chinare il capo e, come dico sempre, apriamo il cuore quando preghiamo. Alleluia. Benedetto sia il tuo santo nome. Signore Dio nostro, grazie per questa parola, Signore. Grazie, Signore, perché certamente tu l'hai mandata a noi per uno scopo. Alleluia. Signore, vogliamo fidarci di te anche nella tempesta, anche nella difficoltà, anche se vediamo tuoni, lampi e il mare agitato e l'acqua che entra nella barca. Vogliamo rimanere fedeli e fermi al nostro posto, sapendo che tu sei dentro di noi, sei nella nostra vita e non potrai mai permettere, Signore, che noi affondiamo. Alleluia. Gloria al tuo nome. Signore, ti prego per quanti hanno ascoltato, per quanti stanno ascoltando, Signore. Alleluia. Intervieni per mezzo della tua parola. Signore, fa che ci sia pace nel cuore, nella casa, nella vita di ogni tuo figliuolo e di chiunque crede e apre il cuore a te, Signore. Benedicici ancora, continua a sostenerci, a portarci avanti. Signore Dio nostro, ogni cosa te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, il tuo figliuolo, che è benedetto in eterno. Amen, amen, fratelli e sorelle. Dio ci benedica. Appuntamento vi do alla prossima occasione. Dio ci benedica.